Buongiorno e ben ritrovati. L'informazione di Rete Veneta, Focus TG, buon sabato a tutti voi. La cronaca in primo piano. A Porto Viro, nel Rodigino, continuano le indagini sulla tragica fine del 70enne Bruno 7. Si indaga per omicidio uno dei figli interrogato per ore ieri in caserma. Gli aggiornamenti. Massacrato a colpi di badile in testa, poi trascinato e gettato in strada per simulare maldestramente un investimento da parte di un'auto. Mano a mano che le ore passano, il puzzle dell'orrore si sta componendo, rivelando quello che potrebbe essere un terribile omicidio tra le mura domestiche, o meglio nel giardino della villa di Via Turati a Donada di Porto Viro, dove il 70enne Bruno 7, camionista in pensione, molto conosciuto in paese, sarebbe stato ucciso, forse al termine di una furiosa lite. L'anziano, divorziato dalla moglie che risiede in Toscana, viveva con i 3 figli, il più giovane, un 40enne, una donna, titolare di un'agenzia di viaggi, e un 46enne pizzaiolo, noto alle forze dell'ordine, un passato di guai con la giustizia e con il quale Bruno aveva avuto più di un dissidio. Proprio quest'ultimo, fin dalla tarda mattinata di ieri, è stato a lungo interrogato nella caserma dei Carabinieri di Adria. Nessuno al momento è in stato di fermo e le ipotesi restano comunque aperte. Il corpo del 70enne supino, con profonde ferite alla testa e tanto sangue sui vestiti, è stato trovato poco prima delle 7 nel vialetto secondario della villa di Via Turati, poco oltre il cancello. Una scoperta terribile di alcuni passanti, l'allarme al SUEM e ai carabinieri. Le ferite sul capo della vittima hanno fatto subito pensare a una morte violenta dopo il primo sopralluogo della scientifica. E la posizione del corpo, non coerente con un investimento in strada, ma come se invece fosse stato spostato, ha immediatamente destato sospetti tra gli inquirenti, così come il ritrovamento del badile che potrebbe risultare l'arma del delitto. Anche le telecamere della zona al setaccio per fare luce su una morte orribile che ha colpito un volto noto nella Porto Viro, ora sotto shock. Volto noto anche quello dell'imprenditore morto ieri a Roana. L'altopiano è sotto shock, una giornata terribile sul fronte degli infortuni mortali che in questo caso ha colpito proprio un imprenditore. Mirko Cavallin in diretta. Buongiorno Mirko. Buongiorno Nicola, buongiorno da Roana con Renzo Rigona alla parte tecnica, il sindaco di Roana Luigi Martello. Riassumiamo innanzitutto i fatti. Paolo Rigoni, 71enne, imprenditore edile, agente immobiliare, titolare della Alpitour che ha sede a Canove, frazione di Roana. Ieri era in sopralluogo in uno dei suoi cantieri, una palazzina di 4 piani, località Mezzaselva, a un paio di chilometri da qui. Durante il sopralluogo una caduta su cui stanno indagando carabinieri e tecnici dello Spisal. In un primo momento era cosciente, è stato portato in codice giallo infatti all'ospedale di Asiago, poi l'improvviso aggravamento e il decesso. Allora, sindaco, lei è lei stesso appunto primo cittadino di questa comunità ma anche collega in quanto agente immobiliare, una perdita gravissima. Una perdita gravissima che ci ha lasciato tutti sgomenti, proprio perché Paolo era una persona molto conosciuta sia dal punto di vista imprenditoriale sia come presenza puntuale e costante all'interno della vita della comunità, molto attivo per tutte quelle che sono state le iniziative di carattere appunto economico e sociale e di sviluppo da decenni in questo territorio, e quindi una figura assolutamente di riferimento, ben voluta da tutti, ed è una perdita veramente enorme. Dal punto di vista personale poi sono e siamo particolarmente toccati anche come amministrazione, perché Paolo è il papà della Marzia Rigoni, è la nostra assessore al turismo. Siamo veramente sgomenti di quello che è successo e ci stringiamo caldamente e con tutto l'affetto possibile a lei, alla moglie di Paolo, Paola, e a tutti i familiari. Noi siamo stati poco fa proprio nella sede dell'Alpitour, abbiamo trovato il fratello, alcuni parenti, ci hanno confermato ovviamente il grandissimo dolore, famiglia molto scossa e provata per quanto accaduto. Bisogna attendere l'esito dell'autopsia per decidere la data dei funerali. Lei diceva appunto una persona molto impegnata nel lavoro, ma anche diciamo dal punto di vista sportivo, maestro di sci, dal punto di vista sociale, insomma un'anima della comunità. Assolutamente, sempre molto presente a sostegno di tutte le associazioni, di tutte le iniziative. È stato uno dei promotori, per dirle, di quello che è stata l'azione sull'azionariato popolare che ha portato all'acquisizione delle melette e allo sviluppo delle melette, quindi una persona che vedeva anche oltre, molto appassionato di montagna e dello sci in modo particolare, essendo appunto maestro e di una famiglia di maestri e di sciatori. Avete pensato a un lutto cittadino?
No, non abbiamo pensato al lutto cittadino, onestamente. Noi lo sentiamo nel cuore. Il lutto è cittadino nel senso che proprio tutta la comunità si stringe, come dicevo prima, attorno alla famiglia. Non vogliamo dare un aspetto formale, o almeno non ci abbiamo pensato fino ad ora, perché credo non fosse neanche nelle intenzioni di una persona come Paolo, che comunque nell'essere molto conosciuta è sempre rimasta molto, a latere di quello che era l'aspetto principale dell'apparire, no? Era un uomo di sostanza e non credo avesse e volesse un tipo di risalto come questo. Purtroppo il risalto gliel'ha dato la cronaca e quello che gli è accaduto. Allora, ringrazio il sindaco Luigi Martello, Renzo Rigoni alla parte tecnica. Da Roana è tutto, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallini e al sindaco. Dicevamo una giornata terribile quella di ieri, su un'altra purtroppo sul fronte degli infortuni in Trentino, la tragica fine del 25enne Viktor Durbala, l'operaio moldavo residente a Padova, travolto e schiacciato da una trave d'acciaio. Aveva 25 anni, si era sposato da poco e da Padova, dove vive la sua famiglia, si era trasferito a Verona. I sogni di un'intera vita si sono spezzati in pochi attimi per Viktor Durbala sotto un cavalletto di metallo del peso di decine di quintali, dal quale stava tentando di scappare, avendo capito che qualcosa non funzionava. Una morte tragica avvenuta a Roncone di Sella Giudicaria in Trentino, in un'azienda di costruzioni meccaniche dove la sua ditta di San Giovanni Lupatoto lo aveva trasferito. Grande il dolore della sua famiglia, che vive nella città del Santo. Nel frattempo a Trento la PM Olivia Ceccarelli, che coordina le indagini dei carabinieri, ha aperto un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo. Nelle prossime ore sul corpo di Viktor Durbala verrà effettuata l'autopsia. Allora, torneremo alla cronaca fra pochissimo, apriamo però una finestra sullo sport, la festa di Treviso, perché dopo ieri la tappa Rovigo-Vicenza, c'è ancora la carovana rosa del Giro d'Italia in Veneto, la 14ª tappa che parte fra pochissimo da Treviso. Francesca Bozza con Alberto Pivetta proprio da Treviso. Buongiorno Francesca. Buongiorno Nicola, sì, insieme ad Alberto Pivetta in piazzale Burchiellati, perché alle 12:45, quindi davvero tra pochissimo, partirà la 14ª tappa del Giro d'Italia da Treviso, Nova Gorizia, 195 chilometri che attraverseranno gran parte del centro storico, i luoghi più belli, tra cui Piazza dei Signori, per poi avviarsi verso Viale della Repubblica e da lì a risalire verso Breda di Piave, verso Maserada, per poi arrivare a Bocca di Callalta e ancora Ponte di Piave, poi Oderzo, Gorgo al Monticano, per poi sconfinare nel veneziano. Intorno alle 17:15 previsto l'arrivo a Nova Gorizia. Domani si replica con un altro tappone Fiume Veneto, Asiago, anche qui tantissimi i comuni della Marca che verranno toccati dalla carovana rosa, per confermare come Treviso e la Marca trevigiana siano terra di ciclismo. Tanti gli appassionati che sono arrivati qui sin dalle prime ore di questa mattina, tanti appassionati, tanti ciclisti pronti a seguire il Giro d'Italia. Lei tifa per? Io tifo per Antonio Tiberi. Un italiano che ciclismo è sempre un momento di festa, non solo per gli appassionati, ma vediamo anche tante famiglie. No, guardi, non abbiamo vinto neanche una tappa quest'anno come italiani, ma io per il vincitore tifo e mi emoziono, perché è tanta fatica il ciclismo. Lei da dove arriva? Da Mestre. È un habitué del Giro? No, sinceramente no, è la prima volta che vengo qui ed è molto emozionante. L'idea di essere insieme ai più grandi del ciclismo è una grande cosa. Molto bello, molto emozionante. Abbiamo visto prima, Nicola, anche il grande Francesco Moser, che ci raccontava proprio di una tappa che lo ha visto protagonista qui a Treviso. Il ciclismo unisce, il ciclismo è sempre festa. Certamente è una festa per tutti, diciamo, non c'è quella violenza che magari si può manifestare negli stadi, e vediamo quanta gente è felice qui che partecipa gioiosa a questa manifestazione. A me è capitato di vedere anche una partenza una volta a Genova, mi trovavo a Genova, è stato bellissimo anche lì. Quindi quando può lei c'è? Se ci sono, sì, se ci sono nelle vicinanze è anche meglio, però mi è capitato anche di trovarmi fuori e ho visto quella volta la partenza. Tante persone qui presenti, e l'ho detto prima, ad indicare come questa sia terra di ciclisti e di ciclismo. Terra di ciclismo, basta dire Pinarello,
e si è detto tutto. E soprattutto vorrei sottolineare che è uno sport senza stadio. Lo stadio del ciclismo è strade, cielo e montagne. Libertà assoluta. Ed è vero, è questo il ciclismo, è da dire che è anche una vetrina dal punto di vista, lascio andare questi signori ad assistere alla partenza, grazie, stavo dicendo che è anche un'occasione per un rilancio anche dal punto di vista turistico, 195 i paesi che saranno collegati da tutto il mondo su questa tappa per far conoscere anche di fuori dei confini della Marca, dai confini del Veneto, le bellezze del nostro territorio, che saranno appunto attraversate dalla carovana rosa oggi ma anche nella tappone di domani. Come detto, 195 chilometri, in prevalenza pianeggianti, e quindi potrebbe essere una tappa per velocisti negli ultimi 900 metri dal traguardo finale, e potrebbe anche portare a delle sorprese, lo vedremo, visto che il distacco tra la maglia rosa e il secondo è di appena 38 secondi. Quindi un Giro d'Italia ancora tutto da scrivere, la festa qui continua. Nicola, sono davvero tantissime le persone, oggi scuole chiuse in tutto a Treviso ma anche nei comuni limitrofi per tante limitazioni al traffico, e quindi anche tanti giovanissimi che sono qui presenti, anche tante famiglie con i bambini piccoli, e ci hanno detto i genitori, vogliamo trasmettere anche a loro sin da piccoli la nostra grande passione. Un'ultima nota di pura cronaca, l'abbiamo visto nelle tappe precedenti, la presenza di tante bandiere della Palestina, anche qui in piazzale Burchellati ce ne sono tante, erano un paio quando siamo arrivati e poi se ne sono aggiunte davvero molte per insomma, segnare la vicinanza al popolo palestinese. Al momento, Nicola, se sei d'accordo, qui da piazzale Burchellati con Alberto Pivetta è tutto, però insomma abbiamo detto manca davvero poco, manca circa mezz'ora alla partenza, e allora quando sarà il momento di vivere l'emozione della partenza della 14ª tappa vi richiederemo la linea. Grazie a Francesca Bozza. Noi torniamo alla cronaca, abbiamo aperto con l'omicidio di Portoviro, c'è poi il processo d'appello. Torniamo nel padovano a Valentina Boscaro, la 33enne condannata a 20 anni di reclusione per aver ucciso con una coltellata al cuore il fidanzato Mattia Caruso nel settembre di 3 anni fa. La Corte di Cassazione ieri ha stabilito che il procedimento deve tornare alla Corte d'Appello di Venezia per la mancata concessione dell'attenuante delle provocazioni subite dall'ex fidanzato durante la loro storia. Tra 30 giorni usciranno dunque le motivazioni. Nel frattempo Valentina Boscaro, mamma di una bambina, potrà continuare a restare agli arresti domiciliari. Se questa attenuante verrà accolta nel nuovo processo, Valentina Boscaro potrebbe ottenere una riduzione fino a 1/3 della pena, quindi clamorosa anche la decisione di annullare il processo d'appello. E poi un altro omicidio, quello di via Castelmenardo a Treviso. Udienza preliminare a carico del 15enne accusato della morte di Francesco Favaretto, chiesta dalla difesa e concessa dal giudice una perizia psichiatrica sul ragazzo per stabilirne il grado di maturità. Sarà eseguita una perizia psichiatrica sul 15enne di Santabona accusato dell'omicidio in via Castelmenardo a Treviso di Francesco Favaretto, aggredito brutalmente la sera del 12 dicembre scorso e morto dopo 11 giorni di agonia. Lo ha disposto il giudice del Tribunale dei minori di Venezia nel corso dell'udienza preliminare a carico del ragazzo su richiesta del suo difensore, l'avvocato Fabio Crea. Ho prodotto una consulenza psichiatrica sulla maturità o immaturità del minore e in funzione di questa ho chiesto una perizia psichiatrica. La difesa, che ha depositato una consulenza redatta dal professor Giuseppe Sartori, docente dell'Università di Padova, punta quindi a provare l'immaturità del ragazzo e con essa la sua incapacità di intendere e volere rispetto alla gravità del crimine di cui è accusato. Secondo la procura, il minorenne avrebbe sferrato un colpo al collo fatale a Favaretto, circostanza che l'avvocato Crea respinge. Ho depositato un importantissimo verbale che ieri abbiamo redatto presso la Polizia Scientifica di Padova per verificare quelle che sono le ferite che il minore nell'interrogatorio del marzo 2025 aveva detto essere state inferte da lui al povero Favaretto, che non sono quelle al collo, quelle risultate mortali, ma sono delle ferite nella zona dorsolombare che effettivamente sono riscontrate nei tagli del giubbotto.
Ho fatto visionare in aula il video da cui risulta chiaramente che nell'azione del minore non c'è stata nessuna lesione al collo. Per la difesa la vittima si sarebbe dunque rialzata senza il taglio al collo, riscontrato poi taglio che secondo l'esame autoptico avrebbe concorso alla morte del ragazzo insieme alla ferita al polmone. Noi riteniamo che non siano stati concausali, ma che solo il taglio al collo è stata la causa deterministica della morte, e quindi ho chiesto un supplemento, quindi una nuova perizia medico-legale. Perizia rispetto alla quale il GUP si è riservato. Ulteriori approfondimenti sono stati chiesti da CREA rispetto ai rilievi dattiloscopici e al DNA. Si apre dunque la fase processuale per la morte di Favaretto, per la quale sono attualmente in carcere, oltre al quindicenne, anche 2 maggiorenni, un 19enne di Ponte di Piave e un 18enne di Villorba, ma indagate in concorso, seppure a piede libero, sono anche 2 ragazze. Per svolgere la nuova perizia psichiatrica sul minorenne occorreranno un paio di mesi. Il 4 giugno giurerà il perito nominato dal Tribunale. A proposito di sicurezza, sta per concludersi la prima settimana di controlli nella zona rossa dell'Arcella a Padova, un tema che ha creato non poche polemiche in città, e oggi la Lega incontra i cittadini. Chiara Gaiani con il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario della Giustizia. Buongiorno Chiara. Sì Nicola, buongiorno ai telespettatori. Si è conclusa da pochissimo, ma molti cittadini sono rimasti qui con noi proprio per appoggiare quello che ci dirà tra poco il senatore Andrea Ostellari. Zona rossa, o meglio zona ad alto impatto, ormai sono 6 giorni. Che tipo di ritorno le hanno dato i cittadini che ha incontrato questa mattina? Ma innanzitutto siamo venuti qui oggi per ringraziare le forze dell'ordine, ringraziare il prefetto e coloro che hanno partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Padova e che hanno deciso di dotare per questo quartiere questo strumento per noi fondamentale. E non lo diciamo noi ovviamente della politica, ma lo dicono i cittadini, quelli che hanno partecipato oggi a questo incontro, e ci hanno spiegato che le cose stanno andando meglio. E questo strumento non vieta la libertà di nessuno, soprattutto di coloro che qui abitano, lavorano e amano questo quartiere. Amare questo quartiere significa proteggerlo, e questo è quello che chiediamo, ovviamente con forza, con determinazione, e sapendo ovviamente che la maggioranza delle persone stanno con noi. Ecco, siamo in un luogo simbolo, Galleria San Carlo, un luogo di spaccio dove più volte abbiamo raccolto anche le denunce, le voci dei cittadini. Sappiamo anche che questa decisione assunta dalla Prefettura è stata osteggiata dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. Parla di una stigmatizzazione di un intero quartiere, ha detto c'è il rischio di svalutazione per gli immobili. Che cosa rispondete con la manifestazione di oggi? Sull'argomentazione sul rischio di deprezzamento, ecco, io credo sia addirittura ridicola questa affermazione. Siamo alla comicità, non è assolutamente così, anzi avere un quartiere più sicuro significa rendere quel quartiere maggiormente attrattivo, non solo per chi qui ci vive, ma anche per chi magari qui intende venire a vivere, ed è un quartiere con grandissime potenzialità. Ben vengano le iniziative anche di festa e di aggregazione, però francamente avere paura delle forze dell'ordine, questo no. Noi invece amiamo le forze dell'ordine, le vogliamo qui con noi, semmai ad avere paura delle forze dell'ordine deve essere il balordo o il delinquente. Lei ha proprio detto grazie alla decisione assunta da prefetto e questore questa settimana, sottosegretario. Sì, è una decisione che noi abbiamo appoggiato, che peraltro i quartieri e questo quartiere hanno richiesto, le consulte di quartiere avevano richiesto, quindi è una risposta efficace, efficiente e che noi riteniamo giusta. Allora io ringrazio il sottosegretario alla giustizia, senatore Andrea Ostellari, per essere stati con noi. Per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto. Da Padova la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Restiamo a Padova, però maltrattamenti in famiglia. Ha visto il papà picchiare la mamma e ha chiamato i carabinieri. Il ragazzino appunto abita a Borgo Veneto.
Stava picchiando per l'ennesima volta la moglie, convinto di un suo tradimento e incurante della presenza dei figli, tutti minorenni. Uno di loro, impaurito, ha preso in mano il telefono e ha chiamato il 112. È stato arrestato dai carabinieri e adesso sottoposto alla misura dei domiciliari in luogo diverso da quello dove vivono moglie e figli, con braccialetto elettronico, un uomo di 39 anni di origine albanese, residente con la famiglia a Borgo Veneto. Dopo aver risposto alla telefonata, i carabinieri sono corsi riuscendo a bloccarlo. Nel frattempo sono partite le indagini. Fondamentali per ricostruire le scene di violenza sono risultate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che il 39enne, convinto del tradimento della moglie, aveva installato in casa. Da inizio anno i carabinieri di Padova hanno arrestato 220 persone per reati da codice rosso, 569 le persone denunciate. E poi sempre a Padova il lutto nel mondo della ristorazione con la morte all'età di 53 anni a causa di un malore improvviso di Diego Critelli, lo chef padovano che grazie al talento ereditato in famiglia aveva dato via a una brillante carriera internazionale culminata con il ruolo di responsabile del catering per le campagne presidenziali di Hillary Clinton e di Joe Biden negli Stati Uniti. Cresciuto tra i fornelli del celebre ristorante ai Portici di Padova, Critelli aveva mosso i primi passi sotto la guida del padre, Domenico. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nella città del Santo. Lascia la moglie e i 3 figli. Allora noi adesso andiamo, prima di continuare, velocemente in pubblicità e ripartiamo subito dopo. E dunque siamo qui per celebrarlo insieme e vogliamo celebrarlo attraverso anche l'amicizia, la forza delle giunte comunali che ci hanno aiutato, che sono quelle di Padova con Giordani e tutta la giunta. Grazie. La giunta di Vicenza che è stata accanto. E anche Verona. Che effetto le fa vedere tutti questi bambini? Oh, emozionante, emozionante, bellissimo. Calma col vino però, È bello, bello. Ho detto prima, è emozionante. Quando me l'hanno detto che avevamo vinto, io ero tranquillo, obiettivamente, perché ho sempre continuato a farlo. Però sapere che hanno vinto le mamme, non io, che hanno vinto loro i bambini e bambine. Padova, Vicenza, Verona, 3 città in festa oggi. Sì, è un momento veramente di gioia per le città, per i cittadini e le cittadine e soprattutto per le bambine e per i bambini, perché di loro diritti si parla oggi, di essere uguali fin dalla nascita, di avere la possibilità di avere 2 genitori che li riconoscono fin dalla nascita. E quindi i comuni hanno fatto, alcuni comuni ci hanno creduto e soprattutto la Corte Costituzionale, quindi la Costituzione questa cosa l'ha fermata ieri. E quindi è una giornata di festa, è una giornata appunto di buonsenso, di civiltà, di diritti che non tolgono a nessuno ma aggiungono ai bambini e alle bambine. Convinta che suo figlio crescerà in un mondo migliore? Questa è la speranza un po' di tutte le mamme. Diciamo che oggi è un mondo migliore rispetto a quello di ieri, quindi oggi abbiamo fatto un passettino in più verso il cammino dei diritti. No, noi non possiamo adottare i nostri figli perché nascono a seguito di progetti di genitorialità costruiti con fatica, amore, convinzione e anche molti sacrifici. Di conseguenza sono figli nostri da prima che nascano, figuriamoci se dobbiamo adottarli. Ecco, tante lacrime, adesso però serve anche tante lacrime di gioia, adesso serve una legge. Sì, la legge dello Stato serve, è quella che chiediamo da 20 anni ed è la via principe per riuscire a tutelare i diritti di tutte le persone di questo paese. Continueremo a chiederla, una legge che tuteli tutte le figlie e tutti i figli di tutte le famiglie arcobaleno. Grazie ancora. Viva famiglia Arcobaleno, viva la società civile che è al nostro fianco, questo paese lo cambieremo, lo stiamo già cambiando.
è un principio di tutela per i minori, non riguarda il riconoscimento o meno delle coppie di fatto, delle coppie dello stesso sesso, riguarda il diritto dei minori eventualmente nati attraverso la procreazione medicalmente assistita di essere trattati nello stesso modo dei figli nati dalle coppie tradizionali. Gioisce e ne ha ben donde l'avvocato Maurizio Paniz, a cui va il merito della primogenitura dei ricorsi presentati a livello nazionale contro la cancellazione del nome della madre intenzionale dall'atto di nascita del piccolo di una coppia di mamme di Mel nato a Feltre ma concepito all'estero con la procreazione assistita. Questa è stata la prima iniziativa in Italia e questo è un risultato sicuramente molto significativo, molto positivo per le due mamme di Mel che avevo seguito in tutti questi anni, per la battaglia che hanno portato avanti e soprattutto per il diritto dei loro due figli di essere considerati uguali a tutti gli altri figli in Italia. La sentenza della Corte Costituzionale è molto importante, elimina un divieto che già esisteva nella legge ma nel contempo detta una linea che il Parlamento dovrebbe prendere in considerazione, afferma Paniz. Il Parlamento ha legiferato tempo fa legittimando le unioni tra coppie dello stesso sesso, ma non ha disciplinato la posizione dei figli di queste coppie. E così finora l'unico modo per vedere riconosciuto il legame genitoriale è stato chiedere l'adozione del proprio figlio con tempi molto lunghi. Qual è la linea fondamentale nell'interpretare queste situazioni? Quella del cosiddetto best interest, cioè del miglior interesse per i minori. E non c'è dubbio che per i minori il miglior interesse è quello di avere due genitori anziché un solo genitore, quando anche nello stesso sesso, purché evidentemente i genitori vogliano fare i genitori e non siano soltanto genitori sulla carta ma anche nella sostanza. Nel ricorso alla Corte Europea, che potrebbe pronunciarsi entro pochi mesi, l'avvocato Maurizio Paniz ha posto anche il tema del riconoscimento di un ristoro da parte dello Stato italiano alle due mamme di Mel perché inadempiente rispetto alle normative europee. La Corte Europea dovrà decidere se il disagio derivato soprattutto al minore, quando anche in parte ai genitori, ma soprattutto al minore per una posizione di diseguaglianza sia fonte di risarcimento del danno. Lo vedremo, è una ipotesi possibile. Siamo tornati dunque in diretta con il caso delle mamme arcobaleno, quindi la festa e poi la spiegazione dell'avvocato Maurizio Paniz. Sappiamo che poi c'è la Lega, l'abbiamo raccontato ieri sulle barricate, i sindaci soprattutto della Lega ma anche Fratelli d'Italia. Adesso invece torniamo alla cronaca e torniamo a parlare di giovanissimi protagonisti della cronaca nera a Castelfranco. Ennesima rissa tra ragazzine, in questo caso con un quindicenne finita in ospedale perché picchiata brutalmente. Cristian Arboit insieme a Francesca Pezzo, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Francesca Pezzo. Siamo in Via Verdi all'esterno dell'Istituto Florence Nightingale, che è una delle scuole principali di Castelfranco, è liceo delle scienze umane e anche istituto professionale. Qui all'esterno di questo istituto alcuni giorni fa, il 20 di maggio, si è registrata una violenta rissa, un violento alterco tra due ragazzine, una quindicenne e una 14enne, con quest'ultima che ha colpito violentemente la prima con calci, pugni, strattonamenti, tirate per capelli e quant'altro. La ragazza, la vittima, è stata portata all'ospedale, come dicevi te, e ha avuto una prognosi di ben 30 giorni, tra cui la frattura di un polso e contusioni varie. La ragazzina in questione sarebbe a casa, quindi da quel giorno anche oggi non si è presentata a scuola, perché potete immaginare lo shock. La madre della vittima ha presentato regolare denuncia presso i carabinieri, presso la stazione dei carabinieri di Riese Pio X, e si indaga per lesioni, chiaramente lesioni gravi, e chiaramente su questo sta intervenendo anche la procura dei minori. Non si parla d'altro oggi qui all'esterno, abbiamo parlato con alcuni
alcuni studenti, maggiorenni soprattutto, gli studenti quelli più grandicelli, qualcuno dice che se ne è parlato anche in classe con i docenti. Saluto e ringrazio per la disponibilità il vicepreside dell'Istituto Nightingale, che abbiamo in qualche modo bloccato, il professor Stabile. Professor Stabile, le risulta questa ragazzina è rimasta per qualche giorno a casa? Sì, io so che è a casa dal giorno dell'evento e non so quando rientrerà, se rientrerà ormai per la fine dell'anno scolastico. Niente, so quello che lei ha già detto. È stato un fatto, diciamo così, molto grave che vi ha scosso. Molto grave, sì, siamo abbastanza scossi per questo tutti, molto dispiaciuti perché si sa che è un evento stato di particolare violenza, ecco. Tra l'altro lei prima mi diceva, noi non siamo abituati a questa violenza, questo è un istituto tutto sommato tranquillo, è un fatto isolato. Sì. Sono rarissimi i casi di questo genere qua. Io tanti anni che sto qui e è la prima volta che sento di aggressioni fisiche di questo genere. Con 30 giorni di prognosi che appunto non sono pochi. Esatto, sì, non mi era mai capitato. Ecco, da questo punto di vista non le chiedo di entrare chiaramente nel merito della vicenda, però sono episodi questi che fanno male a un educatore, immagino. Sì, spiace sentire queste cose, sì, perché noi siamo qui per educare, appunto per aiutare a crescere questi ragazzi, però di tanto in tanto capita qualcuno che ha difficoltà in questo senso qui. Lei dice in questo caso serve magari un approccio personalizzato, proprio perché non è un fenomeno generalizzato a tutta la scuola, magari capire se si può intervenire direttamente con questa ragazza. Certo, la scuola è sempre stata tranquilla, non ho mai sentito di casi di questo genere qua e quindi io credo che sia necessario un intervento, come ha detto lei, personalizzato. Ecco, l'episodio si è registrato lì in fondo, praticamente all'altezza dell'incrocio, lei conferma. Non posso dirlo questo perché io non l'ho visto di persona, sono uscito poco dopo la fine della rissa. E quindi immagino che gli animi erano ancora concitati. Sì, poi sono andato a casa via subito perché avevo un impegno, però sì, è successo qui nelle immediate vicinanze della scuola, ma all'esterno della scuola. E in quel caso erano già intervenute le forze dell'ordine, gli operatori del SUE? No. No. Probabilmente era appena successo. Quindi immagino la concitazione del momento. Sì, esatto, c'è stata una certa concitazione, certo. Allora, grazie infinite professor Stabile, Arsenio Stabile, vicepreside dell'Istituto Florence Nightingale. I carabinieri continueranno a indagare anche sulle motivazioni. Pare che a monte ci sia una presa in giro o comunque professore, solo un attimo, le chiedo solo un attimo poi, una presa in giro tra ragazzine, ma insomma nel corso della giornata cercheremo di chiarire tutti gli aspetti. C'è anche un video che sta girando di cellulare in cellulare. Resta il fatto che siamo di fronte a un episodio molto grave sul quale appunto i carabinieri con la Procura della Repubblica, la Procura dei minori, sta tentando appunto di fare piena luce. Per il momento da Via Verdi a Castelfranco Veneto è tutto. Nicola, a te la linea. Grazie a Cristian Arboit. Un'altra notizia di cronaca prima di andare a Conegliano: il sindaco di Santa Giustina, siamo nel Bellunese, Ivan Minella, ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea per la durata di 3 giorni a carico di un bar locale in cui i carabinieri avevano riscontrato attività di vendita di bevande alcoliche a clienti minorenni. Operazione che rientra in una più ampia iniziativa condotta dai militari nella zona, che ha portato al controllo di una ventina di locali pubblici nella zona tra il capoluogo e Feltre. In 2 di essi irregolarità anche con la cattiva conservazione di alimenti, sporcizie ed altro. E sanzioni amministrative totali per 8.000 euro, in questo caso la sospensione per l'alcol venduto ai minorenni. Stavamo parlando appunto di ragazzini protagonisti della cronaca. Cronaca alla quale torneremo tra poco, ma come prima apriamo una finestra invece di festa, non sul Giro d'Italia ma a Conegliano, perché ci stiamo avvicinando piano piano alla Triveneta di Conegliano. Parliamo ovviamente degli alpini e questa mattina è stata una giornata importante per Conegliano. Lucio Zanato, buongiorno.
Buongiorno Nicola, buongiorno telespettatori di Rete Veneta. Sì, un momento importante per Conegliano, un momento importante per gli alpini, ma per gli alpini anche, devo dire, del Veneto, perché qui si parla dell'opera. Diciamo, dopo l'opera, l'ha detto il sovrintendente, dopo il ponte di Bassano questa è l'opera più importante. Francesco Boteon, presidente della sezione alpini di Conegliano, grande orgoglio oggi per aver restituito alla città la gradinata degli alpini, non la scalinata, perché si chiama gradinata degli alpini, e soprattutto qui i pennoni che voi vedete dietro di noi sono 27 metri, giusto? 23 metri di altezza. E poi le bandiere sono un mini appartamento, sono 9x6, giusto? Sì, 9x6, un mini appartamento. Comunque è veramente una giornata memorabile per me, ma non solo per me, per tutta la sezione di Conegliano, aver potuto ridare i 2 nuovi pennoni con un'opera marmorea che gli fa da contorno e averlo messa alla base della gradinata degli alpini, che è per noi un monumento della città di Conegliano, in questa splendida cittadina sui colli del Prosecco. Ecco, devo dire 9x6 fa 54, sono 54 metri quadri di bandiera, ecco perché dicevamo che è un mini appartamento. E quindi pensate un po' voi che cosa devono tenere questi pennoni e quindi quanto calcolo c'è. Però ai piedi di questo pennone, lo racconteremo meglio questa sera, ma si vede già forse dalle immagini, anche se la scopertura l'abbiamo fatta vedere, la faremo vedere stasera, ci sono i simboli dell'alpinità. E lei ha puntato molto sul fatto che oggi è il 24 maggio ed è l'inizio della Grande Guerra, dove si è formata di fatto l'Italia. Gli alpini erano sulle alte vette. Sì, oggi è il 24 maggio, purtroppo è partita la Grande Guerra, il grande conflitto della Prima Guerra Mondiale, e quello che noi volevamo fare e poter fare oggi è inaugurare queste 2 opere proprio il 24 maggio nel ricordo dei nostri reduci e dei nostri veci che hanno combattuto e hanno lavorato per dare pace e solidarietà alla nostra nazione. Insomma, ci stiamo preparando bene alla Triveneta, perché questo è un altro, come si dice, passo nella lunga marcia verso la vetta della Triveneta di metà giugno. Ricordiamo che noi come Reti Media Nord-Est seguiremo passo per passo questo raduno del terzo raggruppamento, quindi Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli e Venezia Giulia. Insomma, è prevista tanta gente. Si parla ormai di mini adunate in questi casi. Sì, ormai da anni del raduno del raggruppamento si parla di mini adunata. Un mese dopo l'adunata nazionale c'è il raggruppamento del raggruppamento, è proprio una mini adunata. Noi abbiamo prospettive, come sentiamo e come vediamo, come ci dicono, di avere un grande afflusso di gente, di alpini, di amici di alpini e di chi ha piacere di essere con noi e di festeggiare questo centenario. Che festeggeranno proprio anche guardando questa scalinata rinnovata e riconoscendosi in quelli che sono i valori alpini. Il resto noi lo racconteremo questa sera come sempre, e siccome devono riaprire la strada che stiamo bloccando, sì. Aspetta, no, continua a bloccare per un attimo la strada. Stavi raccontando i prossimi passi, ci dici quali sono i prossimi appuntamenti importanti verso la Triveneta? Sì, allora il prossimo appuntamento è fissato l'appuntamento ufficiale è fissato per il 7 giugno alla mattina alle 6 alla pieve di Rue di San Pietro di Feleto, dove ci sarà il concerto dell'alba, un concerto unico, devo dire, Presidente. Sì, concerto unico. Abbiamo voluto fare anche questa prova, questo evento che ci piace. Abbiamo trovato il posto giusto, il scenario, la chiesa della Pieve, San Pietro di Feleto. C'è l'anfiteatro naturale. È molto emozionato, devo dire, perché oggi naturale, è stata... Sì, è una giornata un po' particolare, naturale, che ci fa da scenario, perciò anche questo è un bel evento per noi centenario. Ecco, questo per quanto riguarda il 7, poi noi dal 9 cominceremo a raccontare la Triveneta, proprio il passo dopo passo, giorno dopo giorno, andando a trovare le sezioni, andando a trovare i gruppi, e poi c'è invece il venerdì un grande concerto pensato all'interno del Duomo qui di Conegliano che seguiremo, poi il sabato, il resto ve lo raccontiamo nel corso dei nostri notiziari e dei nostri collegamenti, perché sarà una donata Triveneta tutta da seguire, tutta da vedere e soprattutto tutta da partecipare per chi può. Sì, certamente sarà una donata, questo mini regolamento, da partecipare, da essere presenti, e speriamo che il tempo ci sia a nostro favore. Se ci siete, noi, la città di Conegliano, la sezione di Conegliano, gli alpini, gli amici vi aspettano a braccia aperte, con un cuore gioia e pieno per far festa insieme a noi.
Grazie, a te la linea. Grazie Lucio Zanato. A proposito, intanto, proprio il nostro Lucio Zanato insieme agli alpini di Conegliano ha scoperto che c'è qualcuno che sta cercando di truffare i tanti appassionati degli alpini vendendo dei tricolori a nome degli alpini, ma in realtà non è vero. Sentite. Ci è giunta notizia che c'è qualcuno che gira a nome degli alpini a vendere le bandiere. Noi le bandiere le regaliamo. Potremmo definirla la truffa dei tricolori. Individui che, spacciandosi per emissari degli alpini, cercano di vendere bandiere e bandierine ai cittadini. Sembrerebbe motivando l'esborso come sostegno economico al raduno triveneto di metà giugno. E non sarebbe una pratica circoscritta a qualche individuo in giro per Conegliano, considerando che ad esempio la proposta, peraltro respinta, sarebbe stata fatta non più tardi di qualche giorno fa alla titolare di un bar di Ponte della Priula. Truffa, dicevamo, perché gli alpini non hanno autorizzato nessuno a vendere le bandiere, non ricevono denaro, ma soprattutto hanno già preparato migliaia di tricolori da distribuire gratuitamente ai cittadini. Abbiamo 2000 bandiere da consegnare ai cittadini nella zona del percorso e anche fuori, che vogliono appendere alle finestre, e noi le bandiere le regaliamo, non andiamo a venderle. Una situazione illegale, ma soprattutto per gli alpini immorale, perché infanga il buon nome delle penne nere, che peraltro di bandiere ne hanno già distribuite in tutta la sinistra Piave. Siamo partiti dal 1 aprile con l'imbandieramento, abbiamo messo giù circa quasi 3.000 bandiere, abbiamo 4 chilometri di pavesi, che sono le bandierine, quelle che si mettono nella strada. E il primo effetto per chi arriva in zona è il Ponte della Priula tricolore. Un impegno che, sottolineano gli alpini, non deve essere in alcun modo sporcato da individui senza scrupoli. Per questo lanciano un appello a tutti i cittadini. Quando vedono il pulmino della stazione di Conegliano basta chiedere e noi le bandiere gliele diamo a titolo gratuito. E se invece qualcuno si presenta magari in casa e dice sono venuto a vendere le bandiere a nome degli alpini? Devono chiamare i carabinieri e forze dell'ordine e denunciarli, perché noi non abbiamo autorizzato nessuno a vendere bandiere. Noi le bandiere, ripeto, le regaliamo. Allora adesso parliamo delle elezioni amministrative di questo weekend. Sono oltre 56.000 veneti al voto in 9 comuni nei quali verrà chiesto ai cittadini di esprimere le proprie preferenze per eleggere il nuovo sindaco. Sono tutti i comuni di fatto commissariati, non i comuni che vanno poi a scadenza naturale nel 2026, o meglio c'è stata la decisione del governo di slittare le amministrative al 2026. I comuni coinvolti sono, per la provincia di Belluno, Sospirolo e San Nicolò di Comelico, per la provincia di Padova, Ospadaletto Euganeo, Portoviro nel Rodigino, Borso del Grappa a Treviso, a Verona, Bevilacqua e Castagnaro. Nel Veneziano i 2 comuni più popolosi al voto, Eraclea e Santa Maria di Sala. Si voterà appunto domani e lunedì, seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Poi ovviamente vi racconteremo tutti i risultati lunedì. La sanità, i mali della sanità, i rimedi per curare questi mali, in un libro scritto tra gli altri dal vicepresidente della Corte Costituzionale. Abbiamo sentito un po' come una chiamata, come un'assunzione di responsabilità di fronte a un mondo che sta scomparendo, che è il mondo della sanità italiana. Questa è la motivazione che ha spinto il professor Luca Antonini a scrivere a 4 mani con l'economista Stefano Zamagni Pensare la sanità, un viaggio tra l'etico e giuridico nella sanità italiana. Fino al 2009 la seconda al mondo per qualità e 10ª per spesa, con costi dimezzati rispetto a quella statunitense. Un primato che, a causa di diversi aspetti approfonditi nel libro, il nostro paese sta perdendo. Nella copertina il quadro di Munch, Bambina malata, opera autobiografica, visto che l'artista perse la sorella uccisa a soli 17 anni dalla tubercolosi. Al centro dell'immagine 2 mani che si stringono. È un po' il simbolo di quello che vorremmo dire. Oggi occorre un'alleanza di tutti, soprattutto delle forze politiche, che si mettano d'accordo per cercare di evitare questa pericolosissima deriva che
che rischia la sanità italiana. La deriva a cui fa riferimento il professor Antonini è quella di un'americanizzazione della nostra sanità. Quindi è basato su questo principio assolutamente liberale, per cui se hai soldi sei curato, se non hai soldi non sei curato. No? Questa è totalmente contraria allo spirito della nostra Costituzione, che dice che nell'articolo 32 che la tutela della salute è un diritto fondamentale. Una sanità malata per una malattia di cui vediamo oggi gli effetti, ma che secondo il vicepresidente della Consulta inizia tra il 2012 e il 2019, quando vengono tagliati 40 miliardi di euro. I tagli sulla sanità li vedi dopo 10 anni, l'effetto lo vedi dopo 10 anni, quando devi cambiare la macchina della TAC, quando c'è il medico che va in pensione e devi sostituirlo, ma ti accorgi che non ci sono le risorse per sostituirlo. L'altra grande questione affrontata nel libro è quella della carenza dei medici. Bene ha fatto il governo attuale a togliere il numero chiuso a medicina. Come dice lei, però il risultato lo vediamo fra 10 anni. Malanni emersi nella loro gravità durante la pandemia, per i quali la soluzione, spiega il professor Antonini, è ben delineata. Le risorse per la sanità non devono mai mancare. La Corte Costituzionale, è una sentenza che ho redatto anche io, parla di spesa costituzionalmente necessaria. Allora andiamo velocemente a Treviso, vediamo le immagini fra pochissimi istanti. Ci sarà la partenza della 14ª tappa del Giro d'Italia proprio da Treviso. Lo teniamo la linea un secondo perché manca davvero poco. 14ª tappa dopo quella di ieri che ha visto protagonista il Veneto con la tappa vinta da Mads Pedersen. Partenza in questo momento, la partenza da Treviso. Ecco qui la carovana rosa, in testa ovviamente c'era la maglia rosa, la partenza da Treviso. Prima Francesca Bozza ci ha raccontato quale sarà il percorso. La tappa arriverà alle 17:15 circa a Nova Gorizia e domani c'è invece il tappone Fiume Veneto fino ad Asiago, quindi un'altra tappa importante. Vedete quante persone che si trovano in questo momento a Treviso. Treviso è città del ciclismo per eccellenza e basti soltanto ricordare che a Treviso c'è la sede della storica Pinarello. E allora partenza, eravamo proprio alla zona di Piazzale Burchiellati e la carovana è partita in questo momento per un'altra emozionante giornata legata al Giro d'Italia. Queste le immagini che ci arrivano proprio da Treviso con il nostro Alberto Pivetta e Francesca Bozza. Noi andiamo velocemente in pubblicità, ripartiremo dalla giornata della legalità che ieri ha visto protagonista molti studenti a Venezia e Mestre. Coltivare il principio di legalità, questo è in estrema sintesi il filo conduttore della mattinata del prefetto di Venezia Darco Pellos, trascorsa con gli studenti dell'Istituto Pacinotti di Mestre. L'incontro dedicato alla cultura della giustizia, partendo dalla ricorrenza della strage di Capaci, con la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e della scorta. Quelli sono stati uno spartiacque, quegli eventi. La popolazione siciliana ha reagito in una maniera straordinaria ai sentimenti di lotta alla criminalità organizzata che si coltivano oggi in Sicilia. Ci fanno ben sperare sul futuro, cioè ormai la mafia non ha più quello spazio che aveva un tempo e quel riconoscimento anche in qualche modo sociale. Oggi la mafia viene combattuta a tutti i livelli, a livello diciamo anche delle forze di polizia certamente, della magistratura che svolge un ruolo straordinario, ma soprattutto della società civile. Gli uomini passano, le idee restano. Tra le celebri frasi di Falcone, idee che certamente continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini e donne. Tra queste anche quelle degli studenti e studentesse letteralmente rapiti dalle parole sulla legalità del prefetto Darco Pellos. Io credo che soprattutto il presidio della legalità venga fatta nella scuola. Credo che la scuola sia la cosa migliore che questa Repubblica dà ai suoi cittadini, debba essere valorizzata al meglio e per combattere le baby gang, insomma, se io dovessi dare una ricetta è scuole bellissime e aperte sempre. Nell'interazione con i ragazzi del Pacinotti tanti temi affrontati, 2 su tutti: il femminicidio di Giulia Cecchettin, con la domanda specifica di una studentessa in merito al mancato riconoscimento ad oggi dell'aggravante di crudeltà,
e l'appello sempre del prefetto a non cadere nelle trappole delle dipendenze di ogni genere, lasciando la parola e il palco a questo impavido studente. Ragazzi, una cosa che devo dire, rispettate le regole. Al Pacinotti di scena una lezione magistralis contro le mafie di ieri e di oggi e contro ogni genere di sopruso e sopraffazione. Il messaggio che si vuole portare con le giornate della legalità, con questi eventi, è passato. Mi chiamo Giovanni Falcone. Sono nato a Palermo, in una casa modesta, dove le parole avevano peso e il silenzio era rispetto. Mi chiamo Francesca Morvillo. Sono nata a Palermo, in una casa dove i libri avevano un posto importante. Non solo eroi, il nome del podcast è realizzato dagli studenti che dà voce in forma poetica e narrativa ai protagonisti della lotta alla mafia, raccontati in prima persona. Non ho mai voluto essere la sorella di o la moglie di. Ho voluto essere Francesca, donna, magistrato, coscienza libera. Ed ecco i volti e le voci del podcast, tra questi Alice, assente e giustificata, con Alessandro, Andrea, Matteo, Leonardo e Tommaso. Penso di riprendere un po' tutto quello che dicono i miei compagni del podcast, perché ancora oggi magari c'è gente che scherza su queste cose e spero che anche in piccola parte, dalla nostra parte, possa arrivare un messaggio di non scherzare molto sulla mafia che purtroppo uccide e comunque non fa cose buone. A coordinare il progetto come occasione di memoria e spazio di educazione attiva alla legalità la professoressa Giuseppina Sazio. Il gruppo ha ricevuto l'invito a Ca' Corner del prefetto. E quindi andremo a Ca' Corner, approfitteremo anche perché un'altra dei nostri obiettivi è quello di far sì che i nostri ragazzi si avvicinino alle istituzioni, che non sono nostri nemici, ma si occupano di noi e della nostra sicurezza. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della settimana della legalità. Abbiamo affrontato tanti temi e l'insegnamento di Giovanni Falcone che ha voluto lasciare, cioè bisogna sempre fare il proprio dovere, il senso del dovere in ogni ambito. Allora c'è, prima di andare avanti, un aggiornamento per quanto riguarda l'omicidio di Porto Viro. C'è un comunicato di poco fa della Procura di Rovigo che indaga sulla vicenda perché dice la Procura che all'esito dei primi accertamenti svolti la Procura procede contro noti, quindi c'è un indagato con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale del 46enne, uno dei tre figli, il 46enne, il figlio 46enne della vittima che ha 76 anni, è il 46enne il figlio più grande, quello che era stato sentito per ore ieri, il figlio di Bruno 7, l'ipotesi accusatoria è di omicidio preterintenzionale per aver cagionato, dice la Procura, il decesso del padre durante una colluttazione provocandone la caduta sul vialetto dell'abitazione. Quindi non sarebbe stato ucciso a colpi di badile, ma una colluttazione che l'avrebbe portato a cadere sul vialetto dell'abitazione. Questo è un importante dettaglio che cambia un po' almeno la modalità della morte di Bruno 7, quindi non ucciso con colpi di badile, ma caduto a terra sul vialetto, quindi sarebbe morto per questo e procede la Procura per indagare uno dei figli di 46 anni per omicidio preterintenzionale. Adesso andiamo a parlare dello stadio Euganeo di Padova con il via libera alla Serie B. Il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza ha concesso una proroga di 4 mesi per l'esecuzione dei lavori necessari. Il sospiro di sollievo è d'obbligo. Dopo la promozione in Serie B con il via libera della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha concesso una proroga di 4 mesi per l'esecuzione dei lavori necessari ad aumentare la sicurezza della curva ospiti, la curva nord, il Padova ha tutte le carte in regola per presentare la documentazione per l'iscrizione alla Lega, potendo ospitare le partite in casa.
Nell'iscrizione probabilmente sarà indicato uno stadio di riserva, ma si parte con il piede giusto e così entro la fine di ottobre dovrebbero essere eseguiti i lavori richiesti dal questore di Padova dopo l'invasione di campo dei tifosi del Catania del marzo 2024. Saranno realizzate le misure di contenimento previste e sostituita la recinzione dell'area esterna della curva, portando lo stadio a una capienza di 7.125 posti, ai quali potrebbero esserne aggiunti 1.200 se, come ha annunciato il Comune, partiranno i lavori per aumentare la capienza della nuova curva est. Il cantiere della curva nord sarà a carico del Calcio Padova, che prima della fine dei lavori metterà in campo misure compensative con l'aumento del numero di steward presenti allo stadio. Adesso a proposito di stadio c'è una bella notizia, una bella iniziativa che ci racconta Daniele Garbin fra pochissimo. Parliamo di un torneo di calcio per giovanissimi atleti a Sovizio per celebrare la giornata del cuore. L'associazione Morosini promuove una formazione all'uso del defibrillatore per genitori e figli. Daniele Garbin e Andrea Benetti. La giornata del cuore a Sovizio, sono con Luca Cracco e Pietro Pizzighello, insomma si parla di sensibilizzazione per l'uso soprattutto del defibrillatore. La salute in campo è importante e siamo anche all'interno della giornata dedicata all'associazione Morosini, che ha deciso di fare che cosa? Chi era Morosini? Sì, Pier Mario era un ragazzo che giocava nel Vicenza e nel 2012 ha avuto un arresto cardiaco e purtroppo Pier Mario in quella circostanza non ce l'ha fatta. Nasce così questa associazione che ha proprio l'interesse di formare soprattutto i ragazzi delle varie società sportive e anche i ragazzi a scuola nel corretto primo soccorso e nell'uso del defibrillatore. Lei ha avuto anche un'esperienza personale diretta, che cosa si tratta, quando è successo? Sì, ho avuto un'esperienza diretta perché 2 anni fa ho avuto un arresto cardiaco proprio come Pier Mario in un campo da calcio e diciamo grazie a Pietro, che è la persona che mi ha salvato la vita, sono ancora qui e ce l'ho fatta, quindi sono molto contento di far parte di questa associazione e poter raccontare la mia storia. Un assist per la vita, a questo punto abbiamo fatto l'assist per Pietro, no? Pietro, com'era andata quel giorno lei? Una figura importante, sapeva usare il defibrillatore? Sì, avevo fatto il corso per altre associazioni storico-culturali e mi è servito in campo perché ho visto Luca che era caduto a terra, i suoi compagni cercavano di assisterlo, allorché qualcuno ha detto chiamiamo il 118, ho capito che la situazione era difficile e ho seguito le procedure del corso. Sono andato da una persona fuori dal campo e gli ho detto tu chiama il 118 e questa persona ha chiamato il 118, ho gridato c'è il defibrillatore perché sapendo eravamo un campo di calcio, me l'hanno portato e con l'assist diciamo, dell'operatore al telefono del 118 ho fatto il massaggio cardiaco a Luca. È difficile utilizzarlo? Come hai avuto la freddezza o si impara con il corso? Beh, i corsi ti aiutano a fare le procedure giuste, ad essere più calmo, perché lì tutti ti guardano, è una situazione non facile da sopportare, quello sì. Però col corso ti insegnano le regole, le procedure e tu seguendole porti a casa il risultato, come è stato per me, insomma. Si può parlare di eroe? Io direi di no, perché non ho rischiato la mia vita. Però sono contento insomma, di aver fatto questo gesto perché per me è stato anche per me importante e mi riempie di orgoglio e di gioia insomma, aver salvato la vita a Luca. Ecco, diciamo che un angelo custode, ecco, mettiamola così. Sì, ecco, va bene come esempio. Ecco, no, perché ricordiamolo, questa campagna è proprio per sensibilizzare la diffusione dell'uso del defibrillatore che nel 70% dei casi, dice l'associazione Morosini, può risolvere gli incidenti, però solo il 15% è in grado di utilizzarlo delle persone che girano intorno, è per questo, no? Vediamo a fianco, oltre al torneo qui a Sovizio, che cosa vediamo qui a fianco a lei? Sì, siamo a questo evento, a questa giornata di festa per abbinare diciamo, i momenti calcistici, i momenti sportivi alla formazione e ringrazio ovviamente la società Sovizio che ha permesso di fare tutto questo, ovviamente ringrazio Pietro perché lui sì, per me è il mio eroe, quindi gli devo tutto ovviamente e mi auguro che la nostra storia
possa servire anche a sensibilizzare nel momento in cui facciamo i corsi con l'associazione, a capire l'importanza di questi corsi, perché davvero possono salvare una vita. E noi ci fermiamo qui con Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.